Audio Jungle. Amici dell'Antenore Sport Padova, bentrovati al Palazzetto Gozzano della Guizza e benvenuti a una nuova stagione di Calcio a 5 qui sui canali dell'Antenore Sport Padova. È la seconda giornata del campionato di Serie C1 di Calcio a 5 e l'Antenore ospita il Flaminia. Avete capito bene, ma lo sapete ormai tutti, sì. Abbiamo parlato di Serie C1 perché l'Antenore da quest'anno fa la Serie C1 grazie alla promozione dell'anno scorso, arrivata ovviamente dopo il lockdown che ha interrotto tutte le competizioni sportive nazionali, regionali e provinciali per l'Antenore, quindi si tratta della seconda promozione in 2 anni di vita. Questo è il terzo anno di attività dell'Antenore Sport Padova e finora l'Antenore è sempre stato promosso, partito dalla D l'anno scorso in Serie C2 e quest'anno in Serie C1 con rinnovate ambizioni e ovviamente sotto la guida di quello che è il guru di questa società, il presidente allenatore Alberto Rodriguez e anche giocatore, visto che anche quest'anno è indistinta Alberto Rodriguez. Allora andiamo a leggere queste formazioni prima di addentrarci nella cronaca diretta della partita. L'Antenore Sport Padova schiera in porta Mauro Parisotto, poi ci sono Francesco De Vivo, Alberto Rodriguez, come detto, Sebastiano Conte, Federico Crepaldi, Simone Papi, Domenico Cinquino, Diego Papi, Nicolò Bortolini, Elia Zecchinato, Luca Secchieri e Mattia Paladini, tutto ovviamente agli ordini dell'allenatore, come detto, che è Alberto Rodriguez. Rispondono gli avversari del Flaminia con Matteo Saggiante, Alberto Lazzari, Andrea Quintavalle, Alessio Licciardello, Samuele Agrimo, Alessio Doga, Felipe Lourdes Pereira, Gianmarco Zorzi, Nicolò Trevisanato e Giuseppe Daniel Fernandez. L'arbitro è il signor Cristiano Pesci, assistito da Valerio Nori. È tutto pronto per il fischio d'inizio, c'è l'Antenore sul pallone con Domenico Cinquino, uno dei grandi protagonisti delle ultime 2 annate dell'Antenore. Ci sono nuovi acquisti come Francesco De Vivo, ci sono anche come Sebastiano Conte, ci sono ovviamente le conferme a partire dal capitano Federico Crepaldi. Inizia in questo momento la sfida con l'Antenore, la classica maglia rossa che subito prova a accelerare con Crepaldi, il suo tiro cross termina fuori. Antenore che si schiera subito con Rodriguez, Crepaldi, Cinquino, Nicolò Bortolini. Andremo adesso a vedere anche lo schieramento del Flaminia. Flaminia che entrambe le squadre anzi devono riscattare la sconfitta dell'esordio. L'Antenore che recupera adesso palla con Crepaldi. La sfera termina fuori, una prima occasione del match dopo 20 secondi. Adesso ancora l'Antenore, dicevamo che entrambe le squadre devono riscattare la sconfitta dell'esordio. 6-5 ha perso l'Antenore in casa del Giorgione, era anche in vantaggio nel corso del primo tempo la formazione di Rodriguez, poi ha pagato anche, come era inevitabile, lo scotto con la Serie C1. Il Flaminia ha perso per 5-3 invece sul campo del Bissuola. Ancora l'Antenore, attenzione, pericolosissimo il tiro, la parata miracolosa del portiere sulla conclusione a distanza ravvicinata di Nicolò Bortolini dopo 50 secondi dall'inizio. Subito Antenore pericolosissima. E adesso c'è un calcio d'angolo e la battuta andrà proprio Alberto Rodriguez, dietro per Crepaldi. È partita tutta l'Antenore, qua ha cercato un anticipo non falloso secondo l'arbitro, l'anticipo di Lourdes, ma ancora Antenore che gestisce il gioco in questi primissimi minuti della partita. Sempre Bortolini e poi Cinquino scambiano Rodriguez e Crepaldi, di tacco Crepaldi riesce a mantenere vivo il pallone, non è uscito, deve però indietreggiare e dare a Rodriguez. Bortolini, l'1-2 con Rodriguez, ancora Bortolini, una finta, si allarga però troppo, deve indietreggiare ancora dove c'è Crepaldi. Molto prolungato il possesso di palla dell'Antenore. Adesso Rodriguez prova l'imbucata per Bortolini che riesce a resistere alla carica dell'avversario, la mette anche in mezzo.
C'è la parata però di Quintavalle che fa ripartire i suoi, riesce a tenerla in campo il pallone Lazzari. E adesso Lourdes, ottimo il recupero del pallone per Crepaldi che può andare in mezzo, è bravo a capire tutto Doga a mettere la palla fuori. Mantenore subito si è riversato nella metà campo avversaria questi primi 3 minuti di gioco. Ottimo l'avvio dei padroni di casa che adesso rifiatano un po'. Ricordiamo che in Serie C1 c'è il tempo effettivo, cosa che invece non c'era in C2 e in D nelle scorse stagioni. Ancora una rimessa laterale per l'Antenore con Rodriguez alla battuta. Fa vedere Crepaldi, riceve in questo momento, riesce a tenere il pallone, poi indietro ancora per Rodriguez. Attenzione a Bortolini, può andare all'1 contro 1, rientra sul destro, Crepaldi ha lo spazio anche per andare al tiro, ci prova col sinistro, non trattiene il portiere, poi Cinquino fermato in calcio d'angolo, ma continua l'ottima offensiva dell'Antenore. Rodriguez alla battuta dell'angolo. C'è molto movimento in area, non si intende però Rodriguez con Cinquino. Ricordiamo che il tecnico spagnolo molto famoso per i suoi schemi su palla inattiva che hanno fruttato tantissime reti l'anno scorso. Adesso la rimessa è quindi per il Flaminia che prova un attimo a alleggerire la pressione della squadra di casa. Flaminia allenato, non l'abbiamo detto, dal signor Alessandro Priglioni. Attenzione a questo cross di Doga, non ci arriva Lourdes. Quindi può andare Parisotto al rinvio. Rodriguez. Scambia con Bortolini che ha la buona opportunità sul destro. Il tiro però termina lato, ma riceve gli applausi dei tifosi. Anche questa è una cosa da sottolineare. I tifosi presenti al palazzetto non era assolutamente una cosa scontata, anzi tutt'altro visto il periodo che stiamo vivendo, ma l'Antenore ha voluto fare uno sforzo ulteriore per permettere in tutta sicurezza di far entrare 60 persone qua dentro. A giudicare adesso dal colpo d'occhio dovrebbero esserci tutte o quasi. Distanza di sicurezza, mascherina, controllo della temperatura all'ingresso, ma ci sono. Questa è già una grande e bella vittoria per l'Antenore, in un periodo in cui, come sappiamo, è davvero difficile poter assistere agli eventi sportivi dal vivo. Rodriguez scambia con Bortolini, poi è Crepaldi, imbucata buona per Cinquino, si gira, tira, respinta, però ancora Cinquino fermato da Lazzari. Per andare sempre Rodriguez a calciare dalla linea di fondo, è uno schema che porta al tiro di Bortolini. Rodriguez l'aveva toccata appena era arrivato il suo compagno, calciato con il destro, altra occasione per l'Antenore, altra parata, ma ancora la squadra di casa che resta in avanti, ancora con Rodriguez. Vediamo che schema chiamerà adesso. Si muovono molto bene, scambiano in aria, poi però è bravo anche a capire tutto e a rinviare Lourdes. Cinquino, Bortolini, e adesso Rodriguez va all'1 contro 1, cerca di saltare Lourdes, la palla termina fuori, rimessa laterale. Rimessa laterale per il Flaminia che in questi primi 5 minuti non sembra avere troppa fretta di accelerare le operazioni di gioco. Attenzione che perde palla Crepaldi, può recuperare Doga, il servizio per Lourdes e questa è una buona occasione invece per il Flaminia. Rodriguez.
Bortolini e poi Cinquino. Adesso Rodriguez fa vedere sulla sinistra Crepaldi, riceve convergendo verso il centro, la sua conclusione murata da Lazzari, poi però l'arbitro ha fischiato un fallo proprio a Crepaldi che ha spinto il suo marcatore, primo fallo della partita, primo fallo fischiato contro l'Antenore Sport. Vediamo se riesce ad uscire dalla morsa degli avversari il Flaminia. No, non ce la fa. Finora è stata ben ingabbiata la formazione ospite, a parte il tiro di pochi istanti fa. Antenore sta facendo molto gioco, ma adesso deve concretizzare. Crepaldi prova con il destro, sfiora ancora il palo, altra occasionissima per l'Antenore. Mette giù Lourdes, lo scambio è con Doga, recupera però palla Bortolini, il pallone adesso è per Rodriguez, Crepaldi resta largo sulla sinistra che riceve in questo momento. Rodriguez, Crepaldi, Rodriguez la tiene, ottimo gioco di suola di Rodriguez che vince ancora un pallo, poi va con il tacco, mamma che numero di Rodriguez, se concretizzava Crepaldi sarebbe stato un gran gol. Crepaldi che proprio in questo momento esce, primo cambio della partita per l'Antenore Sport Padova, riprende un po' di fiato il capitano, al suo posto dentro, se non andiamo errati, Luca Secchieri. Calcio di punizione di Rodriguez, la alza per Bortolini che prova il volo con il destro, la palla termina fuori, ma riceve comunque gli applausi dei suoi sostenitori, il giovane giocatore dell'Antenore. Con Secchieri aggiunge un po' di freschezza in campo l'Antenore Sport Padova, una squadra che comunque si è almeno nella distinta di oggi anche un po' svecchiata rispetto all'anno scorso. Tanti giovani, spiccano il 2003 Papi e Elia Zecchinato. Bortolini, Rodriguez, ancora Bortolini, si fa vedere Cinquino, anche Secchieri, si muove tantissimo Cinquino sul fronte offensivo. Secchieri per Rodriguez che adesso tiene il pallone, il servizio è proprio per Cinquino, ottimo il gioco di gambe, poi però è stato fermato all'ultimo dalla difesa ospite. Ritmi che si stanno alzando in questa parte centrale del primo tempo, anche se non si blocca il risultato, sempre 0-0. Rodriguez la lascia Cinquino, Bortolini per Secchieri, ancora Rodriguez, cerca l'imbucata Cinquino, non trova il compagno ma continua a tenere il pallone l'Antenore. Bortolini, Rodriguez per Secchieri che cercava ancora Rodriguez ma viene subito rimproverato dal suo compagno allenatore che aveva forse chiamato un'altra giocata. Altro cambio, intanto esce proprio Cinquino. Secchieri, c'è il primo errore qua di misura dell'Antenore, la palla finisce fuori. È entrato per l'Antenore Francesco De Vivo, uno dei nuovi acquisti. Prova il tiro intanto un altro neoentrato che è il Ciardello per il Flaminia. Pallone ribattuto fuori. Si resta nella metacampo dell'Antenore, il Flaminia adesso cerca di postare la manovra, prova ancora con la conclusione dalla distanza, un po' velleitaria da lì. Infatti termina fuori, riparte quindi l'Antenore ancora con Rodriguez che probabilmente uscirà, abbiamo visto avvicinarsi alla panchina
Bortolini adesso cerca il dribbling, la mette in mezzo, deviata, molto brava a intervenire, attenzione che ci poteva stare il rigore, ma continua ancora l'azione del Tenore con il tiro di Secchieri, mentre De Vivo ha perso anche una scarpa. Era proprio stato lui ad aver reclamato il rigore sull'uscita del portiere, ma episodio da rivedere. Rodriguez per De Vivo, ancora Rodriguez, se ne va bene sulla sinistra, spazio, Rodriguez, rientra Rodriguez, bella giocata, lo stiamo vedendo in ottima forma Alberto Rodriguez, che ricordiamo che lo scorso 10 marzo ha compiuto 44 anni, ma non li sente per niente Alberto Rodriguez. Mette la palla in mezzo, ha provato al volo De Vivo, era difficile, non c'è riuscito. Sfera che termina fuori. Manovra ancora il Flaminia dalle retrovie, bravo però Rodriguez anche in fase difensiva a rallentare l'azione avversaria. La rimessa è per il Flaminia. Bravo adesso a divincolarsi Licciardello e poi Zordi, tanti cambi anche nel Flaminia. Attenzione, si allunga però troppo il pallone e Rodriguez se ne va sulla sinistra, poi si mette le mani sui capelli perché poteva essere una grande azione, riceve tanti applausi Rodriguez, che comunque sta facendo vedere ottime giocate. Rodriguez che con un passato glorioso che non scopriamo certo noi tra Serie A, 2, B, ma che è ripartito 3 anni fa dalla Serie D con l'Antenore e adesso è ritornato in C1. Esce proprio l'allenatore giocatore dell'Antenore, rientra a Crepaldi. Antenore che però in questo momento deve cercare di concretizzare la grande pressione offensiva. Se ne va molto bene, però metterlo dentro con il sinistro. Ottima l'azione di un altro uomo entrato, Elia Zecchinato. La palla ha ballato davanti alla linea di porta, è finita fuori. Quasi 10 minuti sul cronometro, sempre 0-0 tra Antenore e Flaminia. Crepaldi, Zecchinato, non si intende con De Vivo. Poi però De Vivo recupera il pallone, ci prova di punta, bloccato dal portiere, Crepaldi fuori, che occasione per l'Antenore al 10° minuto e non viene concretizzata. Qua iniziano a diventare un po' troppe le palle gol che l'Antenore non riesce a mettere dentro. Si resta sullo 0-0. Lancio lungo, preda del portiere Parisotto, ancora Antenore che cerca di spingere, Crepaldi, De Vivo e poi Zecchinato, Secchieri. Meriterebbe il gol l'Antenore. Crepaldi, Secchieri se ne va sulla sinistra, viene affrontato da un avversario ed è bravo Alberto Lazzari a sfruttare la sua grande fisicità, a metterla fuori. Rodriguez anche dalla panchina urla ai suoi, chiama forse uno schema su questa rimessa laterale che batterà Cinquino, anzi scusate Secchieri. De Vivo in mezzo, il pallone deviato, sarà corner per l'Antenore. 9 minuti e 35 secondi alla conclusione di questo primo tempo, che per ora non vede il punteggio sbloccarsi, sempre 0-0. Crepaldi si accentra, prova ad andare con il destro, si ferma, cerca l'1-2 con Secchieri, indietro per De Vivo, poi Zecchinato con la suola, viene fermato da Hernandez, palla fuori.
prende il gioco con l'Antenore in possesso di palla con Crepaldi, il capitano. Cerca di allargare il pallone per Zecchinato, non è preciso in questo caso il capocannoniere delle ultime 2 stagioni dell'Antenore. Prova il lancio lungo il Flaminia, c'è Crepaldi da ultimo uomo che va allo scontro anche fisico con Argimo, e il fallo però è di De Vivo sullo stesso Agirmo, e quindi secondo fallo commesso dall'Antenore, calcio di punizione per il Flaminia. Sulla battuta di questa punizione andrà Matteo Scaggiante. Parisotto chiede a Crepaldi di stargli vicino, quasi sulla linea di porta, prova con il sinistro, il pallone termina molto lontano dalla porta difesa da Parisotto, mentre per l'Antenore fa il suo debutto in questa partita anche Sebastiano Conte. Crepaldi chiede al suo compagno di salire, a Zecchinato. De Vivo, ancora Crepaldi, molto movimento offensivo per l'Antenore. Zecchinato sulla sinistra, Crepaldi, buona l'imbucata proprio per Conte, i due però si scontrano, non si capiscono, poi cade anche a terra Conte, una fase un po' confusa. Il Flaminia adesso vuole ripartire veloce, e qua si è messo una pezza Crepaldi deviando il filtrante di Hernandez, che poteva essere pericoloso. Crepaldi, De Vivo, ma c'è un fallo fischiato ancora all'Antenore, terzo fallo dei giocatori in maglia rossa quando mancano 8 minuti alla fine del primo tempo. Riparte il Flaminia, un bravo Crepaldi a deviare la sfera che termina fuori. Lancio lungo, adesso non riesce a domesticare il pallone, ma è bravo a recuperarlo Agirmo, che poi combatte, sfrutta il fisico, molto più bravo di lui però De Vivo, che recupera il pallone. Attenzione Zecchinato, gara molto fisica in questo momento, si protesta anche il pubblico, c'è la munizione per Licciardello, che in effetti si è lasciato andare un intervento un pochino scomposto. Monito Licciardello e calcio di punizione per l'Antenore. Rodriguez si sbraccia in panchina, anche Parisotto. Un po' di polemica, Parisotto chiede che sia il secondo fallo. Calcio di punizione per l'Antenore o no? Sì, calcio di punizione. No, forse riprendono una rimessa laterale, perché l'arbitro probabilmente era avvisato che il fallo fosse avvenuto quando il pallone era già uscito, e sì, infatti si riprende con la rimessa laterale. Il fallo era avvenuto a gioco fermo, c'è stata la munizione, ma non è il calcio di punizione. Crepaldi, il tiro parato dal portiere, ancora un'occasione pericolosa per l'Antenore, che però adesso, attenzione, prende il contropiede, il tiro al palo, mamma che occasione per Hernandez, che colpisce il palo. Ha rischiato qui l'Antenore. Qui l'Antenore si è fatto trovare scoperta. D'altronde il gioco offensivo di Rodriguez può portare anche ogni tanto a queste, diciamo così, controindicazioni. Crepaldi se ne va in mezzo, il salvataggio dalla difesa del Flaminia, che sbaglia, però qua attenzione che può partire un contropiede pericoloso. Crepaldi va da solo, salta l'avversario, poi la rimette in mezzo, forse un fallo di mano, non è così, la palla è fuori. Era una bella occasione questa per l'Antenore, forse ha perso un attimo Crepaldi, non si è concretizzata. Ancora una girandola di cambi, rientra Rodriguez per Crepaldi, entra anche Diego Papi
Adesso Rodriguez, 6:40 al termine del primo tempo. Rodriguez proprio per Papi, sbaglia il servizio ma recupera De Vivo che si porta sulla destra, la mette in mezzo, deviazione della difesa. Rodriguez chiama la disposizione dei suoi su questa rimessa laterale che andrà a battere lui stesso. Il pallone per Conte che ha provato un tiro cross cercando proprio Rodriguez, non ha trovato il compagno. Si riparte. Entrato per l'Antenore, rientrato anzi Nicolò Bortolini che aveva cominciato in quintetto. Parisotto rischia un po', Bortolini deve andare lungo per Conte che fa un buon movimento ma poi viene chiuso da l'ottimo Hernandez, anzi era Hernandez che forse adesso chiede anche il cambio. Calcio lungo errato, quindi ancora l'Antenore che può costruire da dietro. Rodriguez trova Conte, cerca il sinistro, fermato. Ancora Flaminia che riesce a tenere in gioco il pallone, gioco però si ferma perché è rimasto a terra Conte, colpito duro alla caviglia sinistra. Non sembra comunque niente di grave fortunatamente per il numero 8 dell'Antenore, che si rialza in questo momento e quindi si riprenderà con la rimessa per dell'Antenore che ovviamente restituirà il pallone agli avversari. 5 minuti e 25 secondi al termine del primo tempo, un bel primo tempo, un primo tempo in cui l'Antenore ha creato molto ma non è riuscito a concretizzare, infatti si è ancora sullo 0-0. Hernandez fermato, Conte può andare in contropiede, di fianco a lui c'è anche Bortolini, anzi era Papi, scusate. Conte alto proprio per Papi che la mette giù ma poi non vince il rimpallo e quindi ancora al Flaminia. Bravi comunque qui i giocatori dell'Antenore a rientrare, a evitare un potenziale contropiede. Conte recupera il pallone, può ripartire Rodriguez, si allarga e riceve Papi, va all'1 contro 1, prova il sinistro, l'ultimo tocco purtroppo per l'Antenore è il suo e quindi la rimessa laterale per il Flaminia. Lancio lungo del Flaminia ma non trova un compagno, qui è andata a buon fine la pressione alta dell'Antenore, è stata brava in quasi tutto questo primo tempo a far giocare pochissimo gli avversari. Rodriguez, pallone adesso è per Bortolini, poi Papi perde la palla, il nuovo entrato, il rientrato Cinquino, che lui era partito in quintetto. Sarà fuori, la rimessa è per il Flaminia. Rimessa battuta in questo momento, tiro rimpallato, poi ancora il Flaminia in avanti. La conclusione di punta di Argimò è facile preda per Parisotto. Rodriguez chiama all'avanzata Papi, poi c'è Bortolini che ha cercato l'1 contro 1 ma si è preferito fermarsi perché chiuso. Cinquino, Rodriguez predica calma e riceve adesso il pallone. Bortolini, il lancio lungo, va a cercare Cinquino, ha rischiato anche di sorprendere il portiere Quintavalle che però è riuscito a recuperare il pallone.
Adesso attenzione, una buona opportunità per l'Antenore. Bortolini, Rodriguez, si chiude però adesso la difesa, il pallone in mezzo per Cinquino che si gira, respinta la sua conclusione, mancata qua un pizzico di determinazione all'Antenore. Non ha sfruttato una potenziale occasione di superiorità numerica e quindi deve ripartire ancora da dietro con Rodriguez. Bortolini, Rodriguez, pallone per Cinquino, lo chiudono in due, quindi si va ancora indietro da Rodriguez. Si accentra Papi, prova il tacco, ma è costretto a ripartire da dietro Cinquino. Adesso Rodriguez tiene ancora il pallone e poi Cinquino, azione molto prolungata dell'Antenore. Papi ha cercato di l'uno contro uno ma palla termina fuori. Bortolini, 2 minuti e 20 alla fine di questo primo tempo, sempre 0-0. Cinquino cerca il taglio di Bortolini ma non trova il compagno, recupera palla il Flaminia ed è bravo a intervenire Rodriguez, però c'è stato un fallo di Papi su Lazzari, viene anche ammonito. No, non di, sì, Diego Papi, sì, ammonito. E quindi si riprende con calcio di punizione per il Flaminia, è il quarto fallo commesso dall'Antenore. Adesso deve stare un po' attento, anche se mancano comunque 2 minuti e 12 alla fine di questo primo tempo. Sempre 0-0 il risultato. Sul pallone c'è Filipe Pereira Lordes, vediamo se andrà direttamente in porta con il destro. Un uomo in barriera, un uomo davanti a Parisotto. È uno schema invece che porta al tiro, è la bella parata di Parisotto sulla conclusione di Doga. Già battuta la rimessa laterale, ci ha provato Lazzari ma è stato fermato. Time out intanto, chiamato dall'Antenore a 2 minuti dalla fine del primo tempo. Ci risentiamo quindi fra pochissimo. Riparte la partita dopo il time out per giocare gli ultimi 2 minuti di questo primo tempo, che per ora non si schioda dal punteggio di 0-0 tra Antenore Sport Padova e Flaminia in questa seconda giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5. Entrambe le squadre sono alla ricerca dei primi punti stagionali dopo aver esordito con una sconfitta. Il Flaminia ci prova adesso ma recupera palla bene Cinquino con l'aiuto di Rodriguez, la rimessa è per l'Antenore. Rodriguez, Cinquino, Bortolini, ancora Rodriguez. Papi tiene il pallone ma deve ancora andare indietro per Bortolini, poi Rodriguez. Diego Papi che è stato ammonito pochi minuti fa. Cinquino deve andare dietro, è aggressiva la difesa del Flaminia. Cinquino poi ha provato un'imbucata per, ci pare, Bortolini che è caduto. Qua c'è un fallo, una trattenuta e c'è la giusta ammonizione per Zorzi che va trattenuto Cinquino che stava involando verso l'area avversaria. Ammonito anche lui, rientra Capaldi per gli ultimi 53 secondi di gioco di questo primo tempo.
Riprende adesso con Rodriguez, scambia con Bortolini e poi Crepaldi. Rodriguez, c'è Cinquino, Crepaldi, non riesce a controllare qui il pallone il capitano dell'Antenore, la sfera termina fuori, ultimi 30 secondi di gioco con il Flaminia in possesso di palla, cerca il lancio lungo, riesce a tenerla in campo, sì, è bravo, è anche un po' fortunato Doga che però poi perde il pallone. Vediamo se l'Antenore riuscirà a produrre un'ultima azione pericolosa. Rodriguez, dentro il pallone per Bortolini, il tiro e la palla che finisce fuori, ha dato l'illusione del gol. 16 secondi dalla sirena, ancora un'occasionissima per l'Antenore. Adesso sembra proprio che il pallone non voglia entrare. Calcio d'angolo, c'è Rodriguez, il tiro di Cinquino, parato, ancora angolo, ancora Rodriguez sul pallone. Dietro per Cinquino, la deviazione fuori, non è angolo, però non è stato toccato da un giocatore del Flaminia, il tiro di Cinquino. 10 secondi alla fine, prova ancora con i lanci lunghi il Flaminia, ma in questo caso non riesce a controllare Doga. Ultimissima azione del match, Crepaldi, può andare lui, un dribbling, viene fermato, palla termina fuori, 2 secondi alla fine del primo tempo. Vediamo, Crepaldi la butterà in mezzo per Rodriguez, c'è il suono della sirena, si va quindi negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 tra Antenore Sport Padova e Flaminia. Molto bene l'Antenore che però non è riuscito a concretizzare. Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo tra Antenore Sport Padova e Flaminia, inizia in questo momento 0-0 il risultato con il quale si è chiusa la prima frazione, un risultato anomalo più che altro per le tante occasioni che ha creato soprattutto l'Antenore, anche se non ci dimentichiamo il palo che ha colpito il Flaminia in una delle poche offensive della formazione ospite. Bene l'Antenore per quanto riguarda il gioco espresso, è mancata però la finalizzazione, come sappiamo non è un particolare nel calcio. Recupera palla adesso il Flaminia, Antenore che è rientrata con Rodriguez, Crepaldi, Secchieri, De Vivo, oltre al portiere che è sempre ovviamente Parisotto. Crepaldi scambia con Rodriguez, il pallone per Secchieri. Ancora Rodriguez. Fa vedere De Vivo, Rodriguez preferisce affidarsi a Crepaldi, ora Secchieri, De Vivo, scambiano bene i giocatori dell'Antenore, qua è bravo Secchieri anche a vincere un contrasto, poi però si allunga il pallone che termina fuori. Ricomincia il Flaminia con Lazzari che però non trova un compagno. Adesso c'è la rimessa per l'Antenore, anzi sì, per l'Antenore. Flaminia in gioco adesso con Lourdes, lancio lungo di Lazzari, il colpo di testa a anticipare tutto di De Vivo. Perde il pallone adesso Lazzari, può recuperare l'Antenore. Crepaldi, bravissimo Secchieri che è riuscito a liberarsi, poi il tiro, qua era ancora una bella occasione per l'Antenore, il tiro di Secchieri però è finito fuori.
sempre 0-0 quindi tra Flaminia e Antenore Sport Padova. Va in pressione Crepaldi, riesce per un attimo a recuperare il pallone, poi la rimessa per l'Antenore. Ha avuto gli esiti sperati, la pressione dell'Antenore, che ha guadagnato la rimessa in zona offensiva che andrà a battere De Vivo. Crepaldi, Secchieri, De Vivo si allunga il pallone, la palla termina fuori. Recupera adesso Rodriguez, può andare il contropiede, il tiro, ma c'è un muro chiamato Lazzari, che dobbiamo dire fino a questo momento è stato bravissimo ad agire da ultimo uomo, ha sbrogliato davvero tante iniziative grazie anche alla sua fisicità. Buona occasione anche questa per Rodriguez, non si intende qua il giocatore allenatore dell'Antenore con De Vivo, quindi riparte il Flaminia che gioca anche con il portiere. Rischioso qua ma fruttuoso il dribbling di Hernandez, riesce a metterci una pezza Rodriguez, poi Crepaldi difende bene il pallone, si affida ancora al suo compagno, cerca la profondità De Vivo, Rodriguez però serve Crepaldi. Secchieri, Crepaldi, De Vivo e poi Rodriguez. In due su di lui, riesce a passare in mezzo ma c'è sempre il solito Lazzari che recupera e poi cerca il lancio lungo per Doga, troppo lungo però ed esce Parisotto. Già passati 3 minuti di questo secondo tempo, 0-0 tra Antenore e Flaminia. Abbiamo anche qualche risultato dagli altri campi della seconda giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5. Padova sta vincendo in casa del Bissuola che la settimana scorsa ha battuto per 5-3 proprio il Flaminia. 2-1 tra Isola 5 e Giorgione. Attenzione al Flaminia a questo tiro di Doga respinto dalla difesa. Cosmos 9 in vantaggio sullo Spinea. Mentre il Verona vince contro la Seranissima, la Luparense 2-1 contro il DBS. Qua ci prova Lazzari, la palla termina alta. Fase adesso un po' rallentata di gioco. Crepaldi, riparte da dietro l'Antenore. De Vivo, Crepaldi ci prova al volo, il pallone è stato deviato da un avversario e quindi è rimessa dal fondo per il Flaminia. Lazzari cerca ancora il passaggio in profondità, Hernandez, ma una situazione che riesce a leggere spesso bene la difesa dell'Antenore, che riparte. Rodriguez e poi De Vivo. Crepaldi, Rodriguez, De Vivo riesce a superare un avversario, De Vivo in mezzo al gol, c'è il gol di Bortolini che sblocca il risultato. 4 minuti e 30 secondi di gioco, l'Antenore va in vantaggio con Nicolò Bortolini. E ci voleva questo gol per l'Antenore, assolutamente meritato. Il gol di Bortolini che ha anticipato proprio l'avversario 2 passi dalla porta.
grande merito va però all'azione sulla sinistra di De Vivo, e quindi è di Bortolini il primo gol di questa partita, che sblocca l'impasse, sblocca lo 0-0, sblocca una situazione che si stava facendo anche insidiosa per un Antenore che aveva creato tanto ma non era riuscito a concretizzare. Ci voleva il gol di Bortolini, Antenore in vantaggio. Adesso mancano 15 minuti alla fine della partita e l'Antenore sta continuando ad attaccare, ancora con Bortolini il suo sinistro, palla termina fuori di pochissimo. Vedremo adesso quale sarà la reazione del Flaminia, che fino a questo momento ha giocato una partita di contenimento. Qui viene fischiato un fallo a Bortolini, un po' dubbio, su Doga. Primo fallo di questo secondo tempo, commesso dall'Antenore. Bravo Bortolini a recuperare, Rodriguez. Serve ancora l'autore del gol, che può andare con il destro, il tiro, la parata. Terza occasione consecutiva, gol compreso per Bortolini. Ed è salito in cattedra proprio lui, giocatore classe 99, questo secondo tempo. Crepaldi allo spazio per andare al tiro con il destro, a sfiorare il palo. Raccoglie ancora applausi l'Antenore, ma qua raccoglie anche un brutto fallo di Crepaldi, il secondo dell'Antenore su Lourdes. Adesso ha qualcosa da dire agli avversari Crepaldi. Attenzione al calcio di punizione per il Flaminia. Come dicevamo in precedenza, ora dovrà cambiare forse anche il suo gioco, la formazione in maglia blu, che fino a questo momento ha subito parecchio il gioco dell'Antenore. Vediamo questo calcio di punizione, alla battuta c'è Alessio Doga. Vedremo se andrà direttamente in porta o proverà uno schema. Va in porta, la palla termina alta. Crepaldi. Bortolini ancora con il destro. De Vivo. Si fa vedere, riceve Bortolini, fermato. Ma è bravo poi a combattere Cinquino, anche se perde il pallone. De Vivo. Bortolini. Si fa vedere De Vivo, messo a terra, non c'è fallo per l'arbitro. E quindi è rimessa laterale per il Flaminia. Adesso si sono alzati i ritmi, non ci arriva, anzi sì Lourdes, anzi no, perché la palla era fuori. L'arbitro ferma un attimo il gioco, placa la panchina dell'Antenore, che aveva forse qualcosa da dire al direttore di gara. (11 minuti e 30 secondi alla fine di questa partita, che l'Antenore Sport Padova sta conducendo per 1-0 sul Flaminia grazie al gol di Bortolini. De Vivo fermato, la rimessa è per l'Antenore nonostante le proteste del Flaminia. Crepaldi. Ne ha due addosso Secchieri e si trascina il pallone fuori, non c'è deviazione, non è calcio d'angolo, è rimessa per il Flaminia. Nonostante il vantaggio, comunque l'Antenore cerca ancora di fare la partita, giustamente, per provare a trovare anche il raddoppio. Ricordiamo che negli scorsi campionati, ed erano anche categorie diverse, l'Antenore è stata protagonista anche di partite, diciamo così, pazze. A volte si trovava in vantaggio anche di 3 gol, si è fatta rimontare.
Molto più equilibrato è sicuramente questo incontro, che per ora i padroni di casa stanno conducendo per 1-0, come dicevamo, grazie al gol di Bortolini. Calcio di punizione per l'Antenore, è uscito intanto Rodriguez, c'è proprio Bortolini sulla sfera, vicino a lui Papi e anche Crepaldi che riceve in questo momento. Pallone ora per Cinquino che la perde, poi non riesce a tenerla a Doga. Crepaldi, Bortolini, ancora Crepaldi che supera la metà campo, lo chiudono in due, lui si affida a Cinquino e poi a Bortolini. Attenzione che perde una palla sanguinosa Cinquino, Crepaldi cerca di intervenire, il tiro fuori. Che rischio per l'Antenore su questa conclusione di Lourdes. Riparte l'Antenore con Crepaldi, ora Cinquino va con il destro, fermato. Ha rischiato prima sul contropiede del Flaminia l'Antenore, Cinquino combatte e guadagna anche la rimessa. Premiata la caparbietà del giovane in maglia rossa. Si riparte quindi sempre sul punteggio di 1-0 per l'Antenore Sport Padova sul Flaminia, che adesso cerca l'avanzata, si affida come sempre a questi lanci lunghi il Flaminia. Attenzione al contropiede dell'Antenore, la palla rimane lì per Papi che non riesce a metterla dentro e le squadre ora sono lunghe, il tiro fuori di poco di Lourdes, azione velocissima da una parte e dall'altra. Rodriguez, Papi, Bortolini non interviene perché c'è la punta di Lourdes che riesce a servire il proprio portiere. Ora Lazzari da dietro, ancora lungo, recupera Rodriguez e va indietro per Cinquino. C'è largo Bortolini, Cinquino va in profondità, viene servito in questo momento non bene, la palla termina fuori. La rimessa è per il Flaminia quando stiamo per arrivare alla metà di questo secondo tempo, su un punteggio di 1-0 per l'Antenore Sport Padova. Rodriguez, adesso Diego Papi, Cinquino si difende bene, deve però affidarsi all'indietro dove c'è Rodriguez e poi Bortolini. Si muove molto Cinquino, Rodriguez preferisce tenere palla. Papi di tacco per Cinquino, è bravo a far girare il pallone l'Antenore Sport Padova, dietro i giocatori del Flaminia. Adesso Cinquino, una Veronica bellissima, Cinquino, il tiro, che gol! Un gol bellissimo di Domenico Cinquino al 10° minuto e 11 secondi, spettacolare il raddoppio dell'Antenore, firmato da Cinquino. Che gol di Cinquino, bellissimo, bellissimo. Al 10° minuto adesso si mette bene la partita per l'Antenore, che conduce meritatamente per 2-0. Ora c'è un calcio d'angolo per il Flaminia, veramente un gran gol di Cinquino, una ruleta spettacolare, anche
molto raffinato il tocco sotto con cui ha battuto il portiere, ci prova da fuori con un tiro dalla distanza Zorzi, la palla termina fuori senza deviazioni avversarie e quindi la rimessa è per l'Antenore. 2-0 Antenore in questo esordio casalingo del campionato di Serie C. Terza stagione di attività agonistica per l'Antenore, che con la propria prima squadra sta scalando la classifica. Crepaldi non si intende bene adesso con Secchieri, ma è brava l'Antenore a ripiegare, a chiudere i varchi per un possibile contropiede del Flaminia. Palla termina fuori e quindi la rimessa adesso è per l'Antenore. Rodriguez, Crepaldi, in campo adesso c'è anche Diego Papi con Luca Secchieri e i due veterani Rodriguez e Crepaldi. Prova ad aumentare la pressione il Flaminia, è brava a uscire dal pressing però l'Antenore con Crepaldi, che però non accelera, preferisce giocare. L'Antenore fa anche bene visto il punteggio di 2-0. Crepaldi, Secchieri, non si intendono i due, la palla termina a lato. Lancio lungo, salta a vuoto, Papi forse spinto, l'arbitro lascia continuare anche perché il pallone è finito nelle mani di Parisotto. L'Antenore quindi può attaccare di nuovo con Crepaldi che tiene il pallone, va dietro per Rodriguez e poi è fermato Papi. 7 minuti e 44 alla fine di questa partita. Antenore 2, Flaminia 0, ancora Antenore in avanti. Crepaldi si porta il pallone sul sinistro e trova il gol. Probabilmente il gol è di Papi, che ha deviato il sinistro di Crepaldi. Fatto sta che l'Antenore si porta sul 3-0. E quindi partita in ghiaccio per l'Antenore, che ha trovato anche il 3-0 al 16° minuto, scusate, al 13° minuto di questo secondo tempo. 3-0, un tris maturato tutta nella ripresa per l'Antenore, che dopo aver costruito tanto nel secondo tempo ha concretizzato nella ripresa. Poi chiederemo anche se il gol è di Crepaldi o di Papi, perché sul tiro di Crepaldi probabilmente c'è stata la deviazione del compagno. E comunque 3-0. Meritato il punteggio per l'Antenore, anche perché il Flaminia che si era difeso anche bene nel primo tempo ed era andato vicino al gol, un palo clamoroso, non è però riuscita a reagire al primo svantaggio. Il tiro di Conte parato dal portiere. Ancora Conte, difende il pallone, poi no, non riesce a evitare il calcio d'angolo, il corner per il Flaminia, mentre c'è un time out a 6 minuti e 52 secondi dalla fine del secondo tempo, time out chiamato dal Flaminia. Ci risentiamo fra poco. Si riprende dopo il time out, partita che non ci sbilanciamo perché ricordiamoci le annate passate le abbiamo viste tutte, però possiamo dire partita quasi in ghiaccio per l'Antenore, che adesso si difende dalla reazione del Flaminia, che cerca anche il gol dell'orgoglio, il gol che comunque potrebbe riaprire tutto. Poi c'è la deviazione di Crepaldi, calcio d'angolo per il Flaminia. C'è
Agirmo a battere il corner, ma la consegna sui piedi di Conte, che saggiamente poi si rifugia all'indietro da Papi. Ancora Conte, Crepaldi affrontato da Hernandez, ma bravo a tenere il pallone e affidarsi poi a Secchieri. Quindi Papi cerca ancora Secchieri, è fermato però da Agirmo che va con il destro, bravo a recuperare Papi e a deviare il pallone di testa a lato. La rimessa è praticamente un tiro cross che termina fuori. Sembra non crederci molto adesso il Flaminia. E l'Antenore può continuare ad attaccare, anche se Elia Zecchinato non controlla benissimo. Crepaldi lotta, bravo a sporcare l'azione di Licciardello. Ora Agirmo combatte di fisico e guadagna un calcio d'angolo per la deviazione, l'ultima di Luca Secchieri. Corner per il Flaminia, 5 minuti e 49 al suono della sirena. Ancora corner. Va tutto male questo calcio d'angolo dal Flaminia, la palla termina fuori, ancora girandola di cambi per l'Antenore. Non è più rientrato Rodriguez e forse non c'è più bisogno di lui. Crepaldi, l'1-2 con Secchieri, ma non si intendono i due. Rientra anche De Vivo, c'è Secchieri in campo, c'è Elia Zecchinato, una squadra giovane. Parisotto chiama i suoi, ovviamente non vuole distrazioni, vuole vivere un finale tranquillo, mentre c'è il tunnel di Simone Papi, il più giovane in campo, classe 2003, il numero 10, che subito ha fatto notare con questa giocata di fino. Secchieri, Papi ancora, poi De Vivo combatte alla palla sul destro, il suo tiro però parato dal portiere. Bravo qui Secchieri che riesce a sporcare un pallone che poteva diventare pericoloso, che stava per raggiungere Hernandez. Non riesce a rinviare bene però De Vivo, la palla termina a lato. Lazzari, bravissimo De Vivo a bloccare l'azione del Flaminia, poi voluto forse fare un po' tutto da solo, ma comunque recupera subito palla all'Antenore. È una prerogativa che abbiamo visto quest'oggi della formazione di Rodriguez, è stata proprio quella, la grande capacità di recuperare il pallone in pochi secondi una volta persa, praticamente di asfissiare sul nascere le azioni offensive del Flaminia. E infatti l'Antenore sta portando a casa questa convincente vittoria per 3-0, come ricordavamo maturata tutta nel secondo tempo grazie ai gol di Bortolini. Attenzione Lazzari, qua si divora il 3-1. Time out adesso, il secondo e ultimo di questo secondo tempo, quando mancano 4 minuti e 8 secondi al suono della sirena. Ci risentiamo fra poco. Si riprende, ultimi 4 minuti di gioco tra Antenore Sport Padova e Flaminia, partita che i padroni di casa dell'Antenore Sport Padova stanno conducendo meritatamente per 3-0. Sta quindi per maturare quella che è la prima vittoria della storia dell'Antenore nel campionato di Serie C1. E quindi possiamo dire anche che insomma parte con il piede giusto la stagione. Ricordiamoci della sconfitta all'esordio, ma comunque molto combattuta, della settimana scorsa in casa del Giorgione.
Una sconfitta che poi, bisogna anche ricordarlo, si è ripetuta l'infrasettimanale in Coppa Italia. Sconfitta che è arrivata per l'Antenore, sempre contro il Giorgione, con un punteggio anche più severo per 6-2. Ma adesso è un campionato che è giunto alla sua seconda giornata, con l'Antenore che, ricordiamo, sta conducendo per 3-0 sul Flaminia. Negli altri campi 3-0 anche del Padova, che sta vincendo in casa del Bissuola, 3-2 per i Cosmos 9 sullo Spinea, 3-1 vince la Luparense sul Miane, vince ancora il Giorgione in casa dell'Isola 5 per 5-3, 4-0 del Verona sull'Agna Serenissima. Ultimi 3 minuti e 15 di gioco, con l'Antenore che continua a tenere il pallone. Importante anche mantenere la porta inviolata per i ragazzi di Rodriguez, che bisogna dire hanno rischiato poco, hanno rischiato qualcosa, ma come normale che sia, però quasi sempre su situazioni di contropiede. L'Antenore ha tenuto in mano il gioco praticamente per tutta la partita. Qua ci ha provato Papi col tacco ma non ci è arrivato. Ultimi minuti di gioco adesso con il Flaminia che, come dicevamo in precedenza, certo un gol potrebbe riaccendere tutto, un gol del Flaminia, ma tanto era stata brava la squadra in maglia blu a contenere l'Antenore e anche a spegnere le velleità offensive dell'Antenore, quanto poi si è, diciamo così, un po' sciolta dopo il primo vantaggio dei padroni di casa che sono stati poi bravi a concretizzare molto nel secondo tempo rispetto a quanto era avvenuto nel primo. Papi ha cercato un dribbling, il giovane Papi, Simone, classe 2003, fermato, 17 anni per Simone Papi, 20 invece per Diego Papi. I millennials in campo per l'Antenore sono anche Domenico Cinquino, Elia Zecchinato, un altro 2003, Luca Secchieri, Mattia Paladin. Ci prova al volo proprio Bortolini, fermato il suo tiro. Bortolini invece è un 99 e ha avuto il grande merito, il numero 23, di sbloccare una partita che si stava facendo insidiosa. Papi con il destro, palla fuori, applausi però per lui da parte del pubblico. Ultimi 2 minuti di gioco con l'Antenore che continua a difendersi molto bene, a lasciare pochissimi varchi al Flaminia. Recupera poi questo pallone di testa Bortolini, ma non trova nessun compagno. Lazzari, Hernandez, fermato dallo stesso Bortolini. Rimessa per il Flaminia. Sbaglia tutto in questa occasione Lordes, recupera ancora l'Antenore. Bortolini, De Vivo e poi Papi. Passaggio indietro per Parisotto che va ancora da Bortolini. Bravo De Vivo a difendersi dalla pressione del Flaminia. Poi Papi tiene il pallone, lo perde però De Vivo che lo recupera con una scivolata giudicata regolare dagli arbitri. Poi Lazzari lo ferma senza complimenti. Rimessa per l'Antenore, ultimo minuto di gioco. La rimessa è per De Vivo. Fallo qui, è fischiato, chiede anche scusa sportivamente Lordes che ha atterrato Bortolini. Ultimi cambi per l'Antenore, 59 secondi alla fine di questa partita.
la battuta di Zecchinato. Qua non c'è un fallo, l'intervento è stato regolare, solo rimessa laterale per l'Antenore, gioca subito su Papi, fermato in questo caso fallosamente, anche se si lamenta il Flaminia, per calcio di punizione per l'Antenore. Calcio di punizione per l'Antenore, sul pallone c'è proprio Bortolini, vediamo se ci sarà uno schema o se andrà direttamente in porta. Va in porta, sfera al palo Bortolini, non c'è stata deviazione o sì, è corner. Corner per l'Antenore, il pallone ancora dietro per Bortolini, va con il destro, la parata in due tempi del portiere che poi prova a giocarla, rischia un pochino, non c'è fallo, Papi recupera il pallone e serve adesso Zecchinato, il dribbling e poi il fallo non è stato fischiato, un fallo che ci sembrava netto di Zorzi. Si continua a giocare, partita maschia adesso. Mancano 20 secondi, probabilmente c'era un fallo netto su Zecchinato, l'arbitro non l'ha fischiato, in ogni caso si continua. Ultima azione della partita per l'Antenore, Zecchinato. Scandalosi, siete scandalosi. Secchieri, Bortolini è fissi adesso. C'è il suono della sirena, l'Antenore Sport Padova trova la prima vittoria in questo campionato, batte con un convincente 3-0 il Flaminia, le reti tutte nella ripresa portano la firma di Bortolini, Cinquino e Conte. Ottimo, convincente successo dell'Antenore Sport Padova che quindi batte il Flaminia 3-0, si porta a quota 3 punti in classifica, prima vittoria della storia dell'Antenore in Serie C1, è stato un grande spettacolo qui al Palazzetto Gozzano. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, ringraziando anche Tommaso Paglia in regia, vi diamo appuntamento alle prossime partite dell'Antenore Sport Padova.